Toto Nissana, presidente dell'Annulo Softball, nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica da cui risulta che Nuoro è all'86esimo posto per quanto riguarda il tempo libero. Cosa si può fare per risalire la graduatoria? Intanto prendere atto della situazione, che è una situazione sicuramente di difficoltà sia sociale, sia sportiva, sia giovanile, quindi credo che si può fare tanto, anche perché partiamo da una situazione molto, molto difficile. Questa amministrazione è iniziata bene, devo dire, con la convocazione anche di una riunione con le società sportive, alla quale l'assessore competente aveva dichiarato la costituzione immediata anche della commissione sportiva, che ormai manca da più di 6 anni. Siamo in attesa, credo che ormai il tempo è stato dichiarato, dobbiamo comunque farlo immediatamente, perché dobbiamo partire dalla programmazione che è basilare non solamente di impianti ma dell'attività sportiva. Credo che questa amministrazione debba ripartire anche da un dato importante di ormai di 15 anni, quando il Consiglio Comunale di allora indicò una strada importante alla Giunta, cioè quella di fare un piano triennale dello sport in cui impiantistica, attività, scuola, università fossero messe insieme per un progetto d'insieme di sviluppo dello sport e quindi del tempo libero.